Vediamo un attimino l'evolversi della situazione, siamo ai primi giorni, quindi adesso ci saranno sicuramente da fare delle riflessioni di carattere politico a livello diciamo nazionale e poi da lì in giù avremo le idee più chiare su quella che sarà la strada. Sicuramente qualche riflessione va fatta. Ricostruzione, giorno 1, il centrodestra terremotato alla ricerca di un appiglio. Troppo presto le ferite sanguinano ancora, tanto più se all'interno della coalizione la Lega vive pure lo psicodramma di una crisi conclamata di leadership, con chat bollenti tra la base e il partito. Il commissario provinciale Boffa ha l'arduo compito di tenere a freno la delusione di tanti leghisti nei confronti di Salvini e cerca di ricostruire gli eventi che hanno portato al Mattarella bis. È chiaro che lo scenario politico che avevamo davanti era uno scenario politico in cui non c'era di fatto una maggioranza. Salvini ha fatto diverse proposte, ha messo sul tavolo diverse proposte, però dall'altra parte ci sono sempre stati dei no su qualsiasi proposta venisse fatta. Fratelli d'Italia ha già fatto capire che sul territorio si potrà ragionare insieme, le questioni romane non devono mettere in pericolo le alleanze qui, ma il giudizio sul Quirinale è chiaro. Si è vista la plastica rappresentazione della conservazione della specie. Il primo errore è stato quello far credere agli italiani di avere i numeri per poter eleggere un Presidente della Repubblica, quando non era così. Noi potevamo incidere, ma non potevamo decidere. E invece abbiamo raccontato, magari non noi, altri hanno raccontato una storia totalmente diversa. Quando siamo andati al vedo, e prima o dopo si sarebbe dovuti andare al vedo, no? Cioè un candidato di centrodestra in una chiama lo avremmo dovuto supportare, abbiamo visto che c'era qualcuno che giocava già nell'altro campo. Nel mirino dunque non solo gli errori di Salvini, ma anche Forza Italia per l'affossamento di Elisabetta Casellati. Il segretario provinciale degli Azzurri Chies allarga il campo. Centrodestra spaccato? Tutti i partiti, dice, hanno fatto pessima figura. Io ho un giudizio positivo su Mattarella, sul Presidente, su quello che ha fatto in questi anni, però penso che fosse il momento anche di cambiare. Lo scenario che ci siamo trovati di fronte allo spettacolo a cui abbiamo assistito per una settimana è qualcosa che non rispecchia la grande storia del nostro paese. Dall'altra parte il PD osserva con compiacimento le macerie del centrodestra, applaudendo il ritorno di Sergio Mattarella. Un gran presidente, forse ad oggi il migliore possibile, una persona che ha dimostrato in questi 7 anni di aver esercitato al meglio le sue prerogative come custode dell'ordine costituzionale. Il Partito Democratico si è dimostrato unito e saldo. Io credo che adesso gli italiani abbiano capito insomma, che è importante in un contesto con la pandemia, il caro vita, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da implementare, quanto sia importante il valore della responsabilità. Sentimenti divisi infine in casa 5 Stelle. Succede se in un partito la frattura evidente tra Conte e Di Maio, preludio forse di una probabile scissione, racconta di un partito che aveva desideri certamente diversi. Al di là del chiarimento all'interno del Movimento 5 Stelle, io credo che in generale tutta la politica abbia fatto una brutta figura in questa occasione, in questi ultimi giorni, perché gli italiani si aspettavano una figura che mettesse d'accordo larga parte di maggioranza, di altissimo profilo, e non sto ovviamente denigrando la figura del presidente Mattarella, però avrei preferito una novità, non una soluzione che dovesse mettere in sicurezza un Parlamento che è a scadenza e fra un anno vedrà un gran numero di parlamentari in meno.